Amici calabresi, hai conto un miracolo sbagliato. Arricchiati e temati, non mi vedremo pure i barbarotta, mo. La mia famiglia è formata mia, i sorella Mena, e mi chiamano Mina, che è maritata, e da mia sorella Luisa, e mi chiamano Loisa, che è schietta e lavora a Molano. Da mio fratello Rocco, che è un ciuccio mio, da mio padre e di mamma. Tutti noi stiamo già a casa, a campagna. Nella prima stanza c'è la stanza da pranzo dove noi mangiamo. Nella seconda stanza c'è la stanza e letto dove noi dormiamo. A combaciare con la stanza e letto c'è un cesso. Dice con 2S, ma quale 2S, 3S e 4S? E se è piccolo, allora sarà grande con 25S. Nella stanza e letto dorme Pacema con mamma. Quando Pacema non c'è, con mamma dorme mio compare Tori. Io non ci ho visto a Pacema e io mi rispondeva così: fotta te in amico, come me ne fotto pure io. New York non ti trova a casa mio compare Bampalana. Dice: compari, siamo in tutta la Madonna della montagna. Ne caricammo su po' furgoncino e via per la Madonna dei Porci. Questi anni però abbiamo andati io, mia madre, mio padre e mia sorella la Schietta, che non ci vuole maritare. Tutti noi siamo pregati la Madonna, non ci mandano un bambino a mia sorella la maritata. O non ci siamo spiegati bene, o la Madonna ci è confonduta. Fatto sta con il bambino, ci può portare la Schietta. Di tanto, cari amici, con mio compare Bampalana diventammo nemici. Quando consigliavo la Madonna di Porzi, mi faccia grazia. E un miracolo vi dico che fu sbagliato. Perché essa, la maritata, che voleva, non leppi. Issa, la Schietta, chi non voleva, leppi. Oh Madonna della montagna, non ci poteva mandare a nato sto bambino, che rovinammo una famiglia. Compare Bampalana, facetevi le catenazze vostre un'altra volta.